Va ora in onda Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio. Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi dedichiamo la nostra puntata a un'eccellenza del Veneto, recentemente nominata Patrimonio UNESCO grazie a un importante ciclo pittorico del Trecento. Oggi in questa seconda puntata continuiamo a scoprire insieme a Giorgio Andrian, un padovano nel mondo e importante referente UNESCO, la candidatura dell'UNESCO di Padova Urbis Picta. Ognuna è una storia incredibile di un pezzo della testimonianza dell'umanità in questo pianeta. È un viaggio fantastico, dalla preistoria fino alla modernità. Giorgio, possiamo ripetere così i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio AVM, Voci delle Dolomiti, possiamo ripetere dove possono recarsi per trovare questo che ci stai raccontando, che veramente, guarda, ti sto ascoltando con tanta gioia perché è una cosa stupenda e ti ringrazio per raccontarci e avvicinarci a tutto questo. Virtualmente lo trovate nel sito dell'UNESCO, quindi www.unesco.org/World Heritage Center, e trovi la lista, è tutta georeferenziata, quindi con Google tu hai la mappa di questi posti, questi 1154 posti nel mondo, zoomi, clicchi e si apre la finestra di Padova, per esempio, no? E tu vedi l'orto botanico e l'Urs Picta, e lì schiacci e vedi i documenti, i video, no? Per esempio ti puoi fare un giro del mondo così. Poi naturalmente io lo consiglio a tutti, quando si può andare a vederli, andate a vederli. Speriamo, Giorgio, di poter essere, io con la mia famiglia e tutti i bellunesi che ci stanno sentendo, di poter essere a Padova il più presto possibile, e anche ci fai io vi aspetto, cioè ci dobbiamo mettere d'accordo perché hai capito che non sono sempre lì, però ci passo a intervalli regolari, quindi vi porto a vedere poi per esempio la Cappella degli Scrovegni, ma anche il Battistero del Duomo sono stati recentemente restaurati. Allora, i restauri sono degli interventi straordinari, molto complessi, molto costosi, ma hanno la magia di ridare un ulteriore, non lo so, la Cappella degli Scrovegni dopo il restauro non è la stessa di prima. Non hanno ridipinto Giotto, questo sarebbe una bestemmia, però l'hanno sistemato così bene che chi l'aveva vista prima quasi quasi non la riconosceva. Noi padovani, io avevo 3 anni, quando mia nonna mi ha portato dentro la prima volta, era aperta la porta davanti, chiunque poteva entrare. E io ho dei ricordi piuttosto vaghi, mia nonna mi diceva, mi prendeva per mano, mi portava, ci sono le sedute di legno che adesso sono ovviamente off limits, mi diceva, sentate qua, guarda e tasi e forse un giorno te capirei. Quindi per i veneti che ci stanno ascoltando non serve la traduzione, però la nonna gli ha detto, ma perché mi mandi a scuola se hai una grande fiducia nelle mie capacità intellettuali? In quel giorno è arrivato, lei ce l'aveva la visione. Quindi io ho dedicato alla memoria della nonna, racconto sempre questa storia. Si andava così alla cappella, poi nel 2000 è stato fatto un ultimo restauro straordinario e quindi adesso si può accedere solo attraverso i musei e attraverso un corpo tecnico di vetro in cui si sta per 20 minuti, ci si prepara, ci si ripulisce, c'è un microcosmo. Insomma, è uno dei monumenti più ben conservati e gestiti al mondo. In Italia, insieme al Cenacolo di Leonardo, sono i 2 campioni, diciamo. Ma noi abbiamo messo questa descrizione nel dossier e adesso ci stanno chiedendo da vari paesi, no, di spiegargli come facciamo. Quindi c'è anche tutta questa componente. Sì, è wow. Diciamo, sta molto bene. E sei anche tu un po' l'autore, ragazzi, il responsabile di Chiediamo l'Urbis Picta. Tutti questi sono per una tua idea che con la tua esperienza, con la tua conoscenza del settore hai detto no, guarda, questo da solo non va, coinvolgiamo altri posti, o sbaglio? Questo è stato, insomma, con gli anni di esperienza ho detto non può andare così. Per fortuna che abbiamo scoperto tutto il resto che c'era in città e poi abbiamo lavorato. In realtà io ho coordinato una squadra, questi sono lavori di squadra. Io ho fatto il coordinatore perché questo è il mio mestiere, ma mi sono avvalso delle migliori intelligenze che c'erano in città, che ci sono in città.
medioevisti, storici dell'arte, curatori, e con loro abbiamo fatto queste tappe tecniche. Poi la parte ultima, così torno anche alla seconda tua domanda del club. Cioè a un certo momento tu fai questo dossier, poi dopo l'UNESCO ti dice: bene, per favore mi prepari anche un management plan, cioè un piano di gestione. Cioè mi devi spiegare, una volta che ipoteticamente entri in questa lista, tu che cosa hai intenzione di fare di questo straordinario patrimonio che hai. E quindi il piano di gestione non è più rivolto al passato, ma è rivolto al futuro. E lì mi sono divertito ancora di più, perché finalmente ho potuto aprire le porte. Sì, io non sono uno storico dell'arte, io mi diverto di più in mezzo alla gente. Quindi finalmente abbiamo aperto le porte dentro tutti, nel senso, abbiamo creato dei tavoli di partecipazione, i tavoli delle idee, in cui abbiamo raccolto appunto idee, proposte dalla cosiddetta società civile. Ed è stata un'esperienza straordinaria, sono venuti in tantissimi, hanno partecipato 257 persone, cioè una roba fantastica. Padova è una città molto ricca. Com'è stata la risposta della gente? Per cosa provavano più entusiasmo forse? Beh, trovavano più entusiasmo per il fatto di essere coinvolti, perché qua io devo dire chiaramente da che parte sto. Per me la cultura non è un settore, per me la cultura è un laboratorio sociale, oppure non è. Per me la cultura non è una questione da persone colte, ma è una questione da tutti, o non è. Così sgombriamo il campo. Poi naturalmente tanti altri la pensano in maniera molto diversa. Io ho fatto fatica perché molti esperti dicono: no, ma cosa vuoi che ci possa dire la gente? Non capiscono niente, no? Beh, io dico, magari che ci capiscono qualcosa, magari qualche idea ce l'hanno e sicuramente hanno un grande interesse. E quindi, siccome stiamo parlando di commons, cioè tradotto beni comuni, la Cappella degli Scrovegni non è proprietà privata, ma è proprietà pubblica, e anche qualora i cicli sono inseriti in proprietà private, diciamo la diocesi per esempio, no? Sono dei beni pubblici, quindi non solo devono essere aperti al pubblico, ci mancherebbe altro, quello è una precondizione, ma il pubblico, i pubblici, le communities devono poter essere coinvolte. Ecco, questo non l'aveva mai fatto nessuno a Padova, sicuramente non nel 300, quindi io ho raccolto un enorme capitale sociale di fatto di centinaia di persone. Abbiamo fatto tanti di quei progetti con le scuole, i ragazzi, le associazioni, gli ordini di categoria, guarda, di tutto e di più, e lo trovate nel piano di gestione che è sempre nella pagina web. È una sintesi di tutte queste straordinarie idee. Tanto per dire ancora da che parte sto, io penso che non ci sia nessun, sì, devo essere molto onesto con voi, tanto lo sanno tutti come la penso, non c'è patrimonio senza comunità. Cioè può esserci la Cappella degli Scrovegni che sta lì, ma se non c'è una comunità che la riconosce, che senso ha? Allora, ce l'ha detto l'UNESCO, ce l'ha detto adesso anche la convenzione di Faro, no, si parla di comunità patrimoniali. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire di gente che si prende cura. Ci sono tanti modi di farlo. E vengo alla tua domanda: il club UNESCO a Padova era esistito negli anni 90, poi dopo la persona che l'aveva creato è venuta meno, e con lei anche il club. Abbiamo trovato queste ceneri, si può chiamare così, e abbiamo detto che Padova non poteva non avere un club UNESCO, perché c'aveva già un sito, l'Orto Botanico, c'aveva una candidatura, e quindi con un gruppo di donne e uomini di buona volontà abbiamo creato, o ricreato come vuoi, il club per l'UNESCO di Padova, proprio poco prima della pandemia, eppure siamo riusciti a fare delle cose incredibili. Questo è, cioè abbiamo fatto una serie di webinar a cui nessuno aveva pensato, le puoi trovare con 2 clic. Cose che l'amministrazione non poteva fare, che gli altri enti non potevano fare. Questo è il bello di lavorare assieme. Non è che uno invade il campo dell'altro, si fanno delle cose diverse. E anche noi abbiamo raccolto tantissima gente che ci ha seguito, capito?
E quindi il bello è proprio questo, cioè poi io ti posso raccontare delle storie straordinarie, quella cappella è magica, te ne racconto solo una, dai. Dai, sì, per favore. Molto interessante. No, però stiamo qua fino a domani mattina. Allora, ogni volta che arrivava in città qualche persona particolare, allora gli raccontavano che appunto eravamo in candidatura, eccetera, eccetera. Un giorno mi chiama il direttore della Promex, che è l'agenzia della Camera di Commercio per la promozione della città, e mi dice: sai che domani viene a Padova Nespoli? Allora, Nespoli, per chi non lo conosce, è stato il nostro più grande astronauta, adesso in pensione. Adesso c'è la Cristoforetti che è la star del momento, ma Nespoli è stato la star prima di lei, no? Uno straordinario astronauta, di quelli che stanno più nello spazio che sulla Terra, no? E allora dico: bene, benissimo, dico, posso venire ad ascoltarlo? Fa: no, lui vuole venire a vedere la Cappella degli Scrovegni perché non l'ha mai vista. Bene, dico, però portalo tu, perché come gliela racconti tu non la racconta nessuno. Ma vabbè, dico, ma guarda che io non sono una guida turistica. No, non preoccuparti, le guide le abbiamo già chiesto, ma vabbè, insomma, ci troviamo la mattina davanti lì, hai capito? Come se ci conoscessimo da una vita. Lui arriva con la sua felpa della NASA, come un bambino viene, cioè, così tutti quanti si girano, e lui si avvicina e fa: Giorgio, ci sono io. Fa fantastico, non vedo l'ora di entrare lì dentro, dai. E così comincia a raccontarmi della sua vita e della mia. No, straordinario. Dico: guarda, tu sei più straordinario di me. E intanto ci incamminiamo, no? Finalmente arriviamo dentro. In questa parte precedente lì c'è un video che ti spiegano e poi si entra dentro. E questo è un momento per me magico, ma io guardo sempre la faccia delle persone che accompagno, ed è una faccia, non te la riesco a descrivere, cioè così, stanno lì e stanno fermi. Poi io gli do una scossa perché dico: guarda che tra 20 minuti purtroppo suona la campanella, dobbiamo uscire. Fa: così poco, bello. E allora comincia a guardare, e vede subito, deformazione professionale, la cometa che Giotto affresca sopra la scena della Natività. Ma non è la cometa quella solita con le puntine, la coda, no? Fa proprio la cometa di Halley che lui aveva visto, che era passata sopra la sua testa. Quindi Nespoli dice: wow, ma questa qui è proprio come quella vera. Dico: sì, dico, guarda che Giotto era una star, dico, ma che roba straordinaria. Alla fine, sai che suona la campanella e dice: no, ci tocca uscire. Beh, dico, senti, io ho il potere di tenerli qua ancora un pochino. Escono tutti quanti, no? E dico: sai cosa facciamo adesso? Facciamo una cosa, dico, che non ho mai fatto: ci mettiamo a guardare le stelle, perché il cielo sopra si vede dietro di me. Sì. È un cielo stellato, è famoso. Stavo cercando infatti se non c'era il cometa Halley da qualche parte dietro di te. No, la cometa non la vedi. No, è sopra la capanna di Gesù. Vabbè, comunque se la metti in Google la trovi. Ed è proprio la cometa che assomiglia a quella vera, non alla cometa quella dei presepi nostri. Ma anche te l'ha confermato un astronauta, quindi incredibile. Guarda, io non avevo mai conosciuto un astronauta così direttamente. Ci vedeva e lui fa: guarda, credimi, io di stelle ne ho viste tante, però così belle, Giorgio. E mi sono commosso, cioè, hai capito? L'ho abbracciato e gli ho detto: che roba straordinaria. Cioè, tu pensa a una roba fatta 700 anni fa, una roba, insomma, un ciclo di affreschi, scusa, che ti dà una emozione così potente adesso, a noi super tecnologici, che sembra che abbiamo tutto, no? Con 2 click, eppure entri dentro lì e vedi questo straordinario film, non saprei come chiamarlo, non è per sminuire il valore, cioè Giotto fa un film fantastico, e ti emozioni, cioè è una roba, e questo succede agli astronauti, ai bambini, agli italiani, ai cinesi. Ecco, una cosa che sto facendo io è che porto gruppi di altre etnie per vedere l'effetto che fa. Il cinese, che viene da una cultura totalmente diversa, si emoziona anche a lui, e allora gli dico: perché ti emozioni? Cioè, cos'è che ti emoziona? La tua cultura è distante anni luce, la Cina ha più di 3.000 anni di storia, non è che noi siamo al centro del mondo, però, capito?
Quindi la cultura ha un potere fantastico, per questo dico che faccio il lavoro più bello del mondo, perché te fai le full immersion in questi posti, no? Anche vedere, come hai detto tu, l'emozione che la gente prova di posti diversi del mondo. E mi viene da chiederti, cos'è la cosa più strana o più simpatica che ti hanno mai detto sulla cappella degli Scrovegni, per esempio? Perché mi hai raccontato che porti tante persone diverse lì dentro. Che mi hanno detto? Sì, che si possa raccontare, no? No, in realtà devo dire che non si fanno battute sulla cappella degli Scrovegni, cioè ha ma forse una parola, una riflessione. Sono tutti quelli che entrano o che rientrano, perché ogni volta è una visita nuova. Tutti mi trasmettono questo straordinario wow, questo potere incredibile, anche perché rispetto ad altri cicli è proprio immersivo, come si dice adesso, no? Come il cinema immersivo, cioè sei dentro tutto, dalla testa ai piedi, quindi tutti i tuoi sensi sono catturati, mentre se tu vai a vedere altri cicli hai una parete, no? Oppure un tetto, ecco per esempio nel Battistero anche è immersivo. E quindi non puoi restare indifferente, capito? No, una poi naturalmente ci sono, vabbè, la cosa più, allora te la dico tutta, quasi tutti alla fine finiscono all'inferno, nel senso che vedono tutto, sai che c'è il giudizio universale in fondo, no? Dalla parete opposta alla parete principale c'è il giudizio universale straordinario e con tutto il rispetto del paradiso sono tutti lì in fila così, però l'inferno è molto più interessante, no? Ci sono questi diavoli che mangiano gli uomini. Sì, è strapieno. Io ho avuto l'opportunità di essere lì nel 2015, siamo stati in famiglia con la mamma Patrizia, Fratello Ignazio e anche i nostri zii Aurora e Virgilio che ci hanno accompagnato, una cosa straordinaria. Ci siamo soffermati prima perché ci facevano riposare, fra virgolette, un po' seggianare, ma è una cosa che anche, come hai detto tu, non puoi smettere di guardare ovunque perché è una cosa incredibile, ci sono tanti dettagli, mica ci bastano 20 minuti per godersela, per scoprirla tutta, perché è una cosa pazzesca. Quindi la cosa più buffa è che finiscono quasi tutti all'inferno, nel senso che finiscono tutti a farsi il selfie con l'inferno, quasi tutti. I miei amici sicuramente, poi io ci porto dentro tutti quelli che vengono a Padova. Per esempio ti ho detto che ho la passione delle auto storiche, no? Ho avuto i due più famosi collezionisti al mondo, che sono una coppia, lei è americana, lui è britannico, e allora li porto dentro la cappella e dicono that's great, fantastic, look at that. Allora vanno all'inferno, that's the hell, look at my friend Tom, this is great. Quindi cercavano i loro amici all'inferno, no? E poi si fanno il selfie e via. Quindi vabbè, adesso non è che voglio dissacrare con questo, anzi voglio rinforzare il messaggio che quello che ha fatto Giotto in quel momento, che tra l'altro è stato veramente rivoluzionario, e lo ripeto perché adesso io dico bene, Padova del 300 è stata una capitale indiscussa, adesso anche l'UNESCO l'ha riconosciuta. Cosa succede adesso a Padova nel 2021? Siamo ancora, io sono future oriented, no? Quindi ho già rilanciato, dico, e adesso cosa stiamo facendo? Cioè abbiamo fatto l'UNESCO, va bene, però che rivoluzione stiamo facendo? E questo sarà il tema delle prossime puntate. Sì, ci dovrei aggiornare sui diversi progetti, perché ora che già avete la candidatura, bene, ma ora inizia quella parte di vivere, immagino, questa non candidatura, ma questo patrimonio UNESCO che siete ora nuovamente, diciamo, perché non è il primo per Padova, ma sarà una bella sfida. Avete in mente qualche progetto per il futuro? Puntuale? Ce ne sono un sacco, guarda. Abbiamo fatto un piano di gestione. Qualcuno che ci puoi raccontare o invitare anche ai nostri ascoltatori, che possa interessare a tutti i tutti dovete venire, vedete bene? Dovete venire, è un must, non esiste che i veneti, prima di tutto devono vedere il patrimonio veneto, che è tanto. Adesso abbiamo 9 siti UNESCO nel Veneto, attenzione ragazzi, hello, quindi full immersion, ce n'è per tutti i gusti. Ovviamente da padovano dico venite a Padova, perché siamo stati gli ultimi inseriti, perché se non lo vivi il patrimonio non cosa serve? Va bene che vengono dalle altre parti, però prima ci ha insegnato la cultura. Ti ricordi che nel 2018 forse in Argentina non si sapeva tanto, comunque in Europa abbiamo le capitali europee della cultura e abbiamo gli anni europei. Nel 2018 è stato l'anno europeo del patrimonio culturale, fantastico.
Cosa abbiamo imparato da quest'anno? Abbiamo imparato che la cultura ci fa stare meglio come individui e come collettività. Quindi, primo messaggio che vi do è questo. Certo, se tu non vai a teatro, non vai al cinema, non vai al concerto, non vai alla Cappella degli Scrovegni, non puoi stare bene. Puoi stare così, te sei un fiassacagnano. Quindi devi... Secondo, come collettività, la coesione sociale, questa roba che tutti vogliono raggiungere, come si fa con la cultura? Se fai uno spettacolo assieme, invece di litigare, no? Vai in scena assieme. E l'ultima frontiera, la più interessante, è quella dell'innovazione. Giotto ha innovato, ha fatto una cosa straordinaria. Adesso noi cosa stiamo facendo? Sì, facciamo le app, facciamo i videogames. Ok, va bene. Adesso facciamo un videogame su Giotto. Facciamo il videogame su Giotto. Cioè, divertiamoci anche noi a andare oltre. Capito? Quindi, cari veneti, bellunesi e chi è all'ascolto, andiamo oltre. Cioè, prima andiamo nella Cappella degli Scrovegni, poi dopo. Facciamo quindi l'appello a tutti italiani, veneti, bellunesi. È un appello accorato proprio. Ecco, che Giorgio ci fa un po' di guida. Intanto andate nel primo museo che avete lì sotto casa, ce ne sono in tutto il pianeta. Andate subito, domani, immediatamente. Ecco, mi sembra un ottimo consiglio. Giorgio, veramente è stato un piacere parlare con te, ti ringrazio per il tuo tempo, la tua disponibilità, la tua energia anche che trasmetti per questa passione tua della cultura, dei patrimoni UNESCO, anche la tua esperienza che un po' ha fatto nascere questo Urbis Picta, questo ciclo pittorico di Padova che è diventato oggi patrimonio UNESCO. Veramente ti ringrazio di cuore per il tuo tempo, per il tuo spazio. Prima di salutarci, vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo, tutti i veneti, i padovani nel mondo che ci stanno sentendo? Vi aspetto tutti a Padova. Ecco, un saluto in padovano per quelli padovani, giusto? Ci troviamo tutti quanti. E poi nelle prossime puntate ti racconto dell'Africa, del Medio Oriente, se vuoi. Dai, facciamo l'invito a questo te, Giorgio, di parlare anche, mi avevi menzionato qualcosa di macchine di valore storico, se non sbaglio. Brava! Auto d'epoca o veicoli di valore storico. Questa è la mia grande passione, ma possiamo chiudere in bellezza su questo tema. Ne parliamo quando vuoi. Ecco, che anche... Poi più che parlare bisogna proprio guidare, cioè, capito? Perché anche lì come la cappella, sì, è realtà virtuale, poi devi andare dentro, stare lì, devi sentirla con tutti i sensi. La stessa cosa con l'auto d'epoca. Ti capisco, ma possiamo intanto fare quello che abbiamo qui, che è parlare. Puoi fare un video di te sempre in sicurezza dentro la macchina, non guidare e fare un video, ma possiamo anche coinvolgere tutti questi media per poter raccontare, perché sai che anche in Argentina abbiamo una cultura delle macchine diciamo storiche, quindi sarà molto interessante fare questo collegamento. Che ne dici? Guarda, io sono pronto, ho alcuni video con le mie avventure, ti manderò i link. Dai, facciamo quindi l'invito perché all'appello per per poco che puntate. uso l'automobile nella mia vita, uso queste macchine perché mi diverto troppo. Per il resto vado a piedi, vado in bicicletta, così con il treno, l'aereo, e quindi sicuramente poi vedrai che con questo argomento che piace a tutti, piace veramente a tutti, giovani, meno giovani, ci divertiremo un sacco. Ecco, certamente. Giorgio, veramente un piacere. Io ti saluto, ti dico ciao ciao e ti ringrazio. Ernestina, ciao a te, ciao a tutti e arrivederci a presto. Ecco, certamente. E anch'io vi saluto a tutti voi, cari amici bellunesi nel mondo. Vi aspetto prossima settimana. E intanto vi salutiamo da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci, amici. E come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Avete ascoltato Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio.